devi dare a me, perché io ho la moglie di Neuchâtel. Ma è i colori della mia squadra preferita. E non dire che colore ha la tua squadra, che cos'è? Mais pourquoi ça dérange? Pourquoi ça dérange? Sentite il boato della folla, la folla della Maladière di Neuchâtel. Allora, cos'è successo? Che il Neuchâtel Xamax, per un miracolo, è riuscito a salvare il suo posto in Super League con un risultato incredibile, con una remontada straordinaria. Perdeva 4-0 dopo la partita in casa contro la Rau e poi è andato là a Rau e cosa ha fatto? Ha vinto 5-0. No, sbagliato, ha vinto 4-0, poi hanno fatto i rigori. Un miracolo chiamato A Rau Montada da remontada. Cette remontada è veramente stato un miracolo. In pochi giorni il presidente Christian Bengeli è passato dall'inferno al paradiso. Era il peggiore presidente della squadra. Disastro. E poi tutto d'un tratto si è trovato disteso sul campo della Rao, piangente, danzante, festosissimo. c'est difficile, il y a tellement d'émotions. Perché è stato davvero una roba straordinaria. Un miracolo firmato da un allenatore che si chiama Stéphane Anchaud, che ha giocato nel Liverpool addirittura, e che guarda caso Liverpool ha vinto la Champions. Chissà perché, c'è qualcosa lì, c'è un destino calcistico. E badate bene, sono 3 le squadre romande in Super League l'anno prossimo: Sion, Servette e Xamax Neuchâtel, ma anche il Losanna Per un pelo. non si è giocato la promozione proprio con lo Xamax. Cioè, qui noi ormai a Barromandia l'anno prossimo avremo fior di squadre di calcio che cercheranno di battere la grandissima favorita del prossimo campionato, e cioè l'FC Lugano. Vai Lugano! Notizia Baluga! Notizia Baluga! La notizia Baluga di questa settimana è l'incavolatura tremenda della società Helvetic Vape o Vape. Ed è un'associazione nata ben 6 anni fa in Romandia con sede a Losanna. Se tu svapi, attenzione, sappi che non puoi più svapare nella stazione dei treni. E sei costretto ad andare nei luoghi dove i fumatori di sigarette normali con tabacco fumano. E allora l'associazione si è irata. ha detto: voi delle ferrovie federali siete Sadici. Siete dei sadici. Sì, perché costringete i nostri associati e coloro che svapano a subirsi il fumo passivo di chi fuma sigarette. Eh sì, perché tu se incominci a fumare la sigaretta elettronica è perché hai appena smesso di fumare quella tradizionale. Sì, quindi sì. se tu hai smesso di fumare la sigaretta tradizionale, poi ti fanno andare lì dove ci sono tutti quelli che fumano le sigarette nocive per la tua salute, a questo punto insomma questi svapatori si chiedono se non si debba arrivare a proibire quelli che telefonano nei vagoni, oppure le donne troppo profumate, cioè In tempi di sciopero delle donne, di cui parleremo la prossima settimana, meglio non. lasciamo perdere. To be or not to be, je suis comme je suis. Très bien.